Luisana Malfatti, avvocato penalista di Padova. Parliamo di sempre più persone che decidono di difendersi da sole anche con l'utilizzo di armi. Ecco, quando è che è consentita la legittima difesa? La legittima difesa è una difesa in fase di autotutela che il nostro ordinamento consente. Si tratta di una scriminante di cui l'articolo 52 del Codice Penale, ove il legislatore recita che non è punibile colui che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri da un pericolo attuale, di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Come ho detto prima, affinché sussista la legittima difesa e quindi la scriminante, vale a dire la mia condotta, non sia punibile, occorrono che sussistano 4 presupposti. Occorre che sussista l'offesa ingiusta allorquando dall'altra parte non c'è l'esercizio di un dovere o l'esercizio di un diritto, il male quindi deve essere assolutamente ingiusto, occorre che ci sia il pericolo, deve essere attuale, l'attualità del pericolo non deve essere concreta in quel momento storico, quindi non deve essere né passato né futuro, nel momento in cui io pongo in essere l'aggressione nei confronti del mio aggressore, questi non deve desistere dalla sua condotta o non deve darsi alla fuga. Intanto è vero che la giurisprudenza ritiene che se l'aggressore si sta dando alla fuga, in quel momento non esiste più la legittima difesa. Il pericolo deve essere, la mia condotta deve essere necessaria, è necessaria allora quando devo difendere la mia vita, l'incolumità mia o quella di qualcun altro che è vicino a me, e quindi in quel caso lì, laddove io potessi attuare una condotta, per esempio la fuga, in quel caso lì devo attuare la fuga perché non sussisterebbe più la legittima difesa. Inoltre, infine, occorre che ci sia la proporzionalità tra la difesa e l'offesa, vale a dire devo porre in essere la condotta meno aggressiva nei confronti del mio aggressore. Posso o scappare, ovvero attuare e sparare in aria, e questo laddove io abbia la possibilità di porre in essere una condotta meno aggressiva, la devo porre in essere perché sussista la scriminante della legittima difesa.